Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. L'ospite in questa seconda parte è un ospite molto gradito e dico anche finalmente che ho avuto l'onore di averlo ospite, l'onorevole Alessandro Zan, che lo saluto. Buonasera onorevole. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Dopo tanto tempo, tanti sacrifici, sì, siamo riusciti. Io di solito quando ho un ospite inizio così, perché questa è una chiacchierata abbastanza informale, come va in generale? Ma bene, diciamo che le cose da fare non mancano, per cui bene, ci si dà da fare. Ovviamente chi fa politica deve sempre avere l'orecchio a terra su quello che succede nel paese, e oggi più di prima, soprattutto dopo il Covid, dopo la pandemia, le persone stanno peggio complessivamente, no? Perché anche con una guerra in corso sappiamo che sono aumentate il costo della vita, il carro della spesa è sempre più vuoto, la benzina quando andiamo a farla è sempre più cara e dunque... Quindi non va bene nulla? No, quindi diciamo che c'è una situazione di maggiore difficoltà e bisogna... No, ma io avevo iniziato la chiacchierata così. Bisogna darsi da fare. Lo so, però è sempre, diciamo... Lei lo sa che è uno dei politici più conosciuti sicuramente ultimamente, forse non dico il più, però tra i più conosciuti per il decreto Zamper e tant'altro, si è fatto una bella nomea, nel senso positivo e non negativo. Lo sa ovviamente questo, no? Ecco, nel sapere questo cosa prova? Ma in realtà il mio nome è stato legato alla legge contro i crimini d'odio, ed è stata un po' una casualità, perché io sono stato nominato relatore nel 2020 e poi da lì il nome, diciamo, è stato più famoso il DDL Zan di Alessandro Zan. Certo. Però sempre Zan. Però sì, è sempre il mio cognome, diciamo, è stato abbinato a questa legge, dunque ha avuto grande visibilità, però insomma bisogna sempre stare con i piedi per terra, perché poi... Ma Zan, lei si sente più un politico o più un attivista? Ma soprattutto un attivista, cioè io ho cominciato così, ho cominciato ad occuparmi, perché insomma ho cominciato come attivista perché avevo questa grande... volevo contrastare le ingiustizie, sin da quando ero piccolo. Non so quante ce ne sono ancora. Lo so, ce ne sono ancora, però... Non solo nel ramo dell'omofobia, ma in tante cose, però quando uno mette la propria vita e anche il proprio tempo, no? Si dedica a questo, secondo me... ma perché... dà soddisfazione a me, però cerco di fare qualcosa anche per gli altri. Ovviamente, questo è il dubbio. Ma perché poi Zan, su una cosa che sembra del tutto naturale, c'è questa, parere da una parte politica, diciamo così, o da una parte più che politica, da una parte della gente, proprio questo, quasi un razzismo nei confronti degli LGTB, insomma, sotto questo senso qui, non in un comportamento che dovrebbe essere un comportamento naturale con persone, con uomini, con tanto. Perché c'è questa cattiveria secondo lei? Allora, bisogna secondo me distinguere, la società è molto più avanti di certa politica, in altri paesi il tema dei diritti civili è un tema bipartisan, è un tema che è patrimonio sia della destra che della sinistra, perché stiamo parlando di diritti umani, stiamo parlando di diritti delle persone, che vengono oggi ancora discriminate non per quello che fanno, ma semplicemente per quello che sono. E dunque questo è molto grave, è incostituzionale peraltro. Però in Italia ancora purtroppo il tema dei diritti è oggetto di scontro politico, e questo è un'anomalia del nostro paese, ed ecco perché secondo me la società va in una direzione e dunque è molto aperta. Pensiamo ai Pride, oggi sono manifestazioni frequentate da tutti. Lei, tra l'altro, è stato lei l'organizzatore del Pride di Padova, se non erro, giusto? Il primo nel 2002. Che ricordo... Sono passati tanti anni, oggi non c'è più un solo Pride nazionale, ce ne sono in tutte le città contemporaneamente, e sono partecipati da molti giovani che non sopportano più che il proprio compagno di banco, il proprio amico, la propria amica siano discriminati per la loro condizione individuale. Diciamo che poi andremo a vedere nel servizio, diciamo che da 20 anni fa, quando ci siamo conosciuti, quando lei ha iniziato a fare politica, è cambiato qualcosina, c'è ancora molta strada da fare, però insomma
la percezione che io ho è che è cambiato il pensiero nei confronti. In 20 anni è cambiato il mondo. Sì, è vero. Però purtroppo abbiamo ancora una arretratezza istituzionale, parlamentare, perché ad esempio delle leggi come una legge contro l'omofobia piuttosto che una legge sul matrimonio egualitario sono ormai state approvate tanti anni fa nei paesi europei, penso alla Spagna, alla Francia, alla Germania, praticamente dappertutto. In Italia invece c'è ancora uno zoccolo duro che nel centrodestra che ogni volta blocca queste riforme. Allora, proprio per iniziare la trasmissione, era un pourparlers iniziale, io ho messo questo titolo, se la regia gentilmente me lo può mettere. È d'accordo sul titolo che ho messo? Sì. Diciamo che maltrattati... Era per fare un po' più di risonanza, sì, per rendere ancora... diciamo che la comunità LGBTQ+ è discriminata. Le persone gay, lesbiche, trans in questo paese sono ancora oggetto di discriminazioni, lo dicono i dati, soprattutto nel mondo del lavoro, ma anche nella società. Oggi se due persone si tengono per mano o si danno un bacio tranquillamente in pubblico rischiano di essere picchiate per strada, rischiano di essere, anzi, vanno in ospedale con la mandibola fracassata. Questa è la fotografia di questo paese. Un po' meno, una volta ancora oltre... No, c'è ancora, e devo dire che il problema è che quando c'è stato quell'applauso dei senatori della destra al Senato, quando hanno affossato la mia legge, che urlavano di gioia non per aver approvato una legge sui diritti ma per averla affossata, questo ha degli effetti molto negativi nella società. Eccola qui, vede? Ecco, quell'applauso lì diciamo, ha gettato veleno nella società, perché gli omofobi e i violenti di questo paese, vedendo quell'applauso, si sentono legittimati. Abbiamo anche l'audio, chiedo Marco. Si sentono legittimati a compiere atti di violenza. Ecco perché quando un politico parla, diciamo, dalle istituzioni e diffonde odio, questo poi ha un effetto negativo in tutta la società. Allora facciamo così, andiamo a vedere il servizio. Ha affossato appunto il DDL Zan, sentiamolo da Denis Marantz. Ovviamente il Paese chiede risposte contro questo decreto che non è stato ovviamente accolto. Ascoltiamo il servizio. Non è ancora tempo per una legge contro i crimini d'odio nel nostro paese. Il 27 ottobre 2021 il Senato ha affossato il DDL Zan tra gli applausi dell'aula di Palazzo Madama. Formalmente a scrivere la parola fine è stata la cosiddetta tagliola, ossia la proposta, avanzata allora da Lega e Fratelli d'Italia, di non passare all'esame degli articoli e al voto degli emendamenti, costringendo a ripartire da zero con l'iter legislativo, ma non prima di 6 mesi. Immagini quelle giunte dal Senato che hanno fatto il giro del mondo e indignato tutti coloro che chiedono una lotta più ferrea all'omotransfobia nel nostro paese. Il DDL Zan era stato approvato alla Camera nel 2020, ma poi si era incagliato in Commissione Giustizia al Senato, all'epoca presieduta da un altro padovano concittadino di Zan, vale a dire il leghista Andrea Ostellari, più volte accusato di ostruzionismo, tanto che tra i numerosi esponenti del mondo dello spettacolo che si erano schierati a favore del DDL Zan e contro i rinvii di Ostellari c'era stato anche il rapper influencer Fedez, con un discorso durissimo dal palco del concertone del 1° maggio. Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera come DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo. Reclusione fino a 18 mesi o fino a 6.000 euro di multa per atti di discriminazione, carcere da 6 mesi a 4 anni in caso di violenza o istigazione alla violenza, reclusione fino a 4 anni in caso di partecipazione ad organizzazioni omotransfobiche. Queste le principali misure contenute nel DDL Zan e finite ora nel cassetto. Resta comunque il fatto che al di là degli strumenti legislativi la questione non può più essere rinviata. Un'indagine Istat-Unar su un campione di 20.000 persone in Italia unite civilmente ha dimostrato come circa una persona
persona su 3, omosessuale o bisessuale, sia stata vittima di un atteggiamento ostile sul luogo di lavoro e 4 persone su 10 hanno dichiarato di aver subito almeno un episodio di discriminazione in altri contesti della vita quotidiana. La parità, insomma, è ancora molto lontana. Per questo ora il paese chiede risposte. Chiamato a darle è il nuovo Parlamento, che ora si dovrà confrontare non con semplici leggi da approvare, ma con vere e proprie battaglie di civiltà dalle quali non ci si può più dissociare. Più o meno già abbiamo riassunto il decreto. Allora, l'abbiamo visto in grafica, se lo riproponiamo vediamo cosa prevedeva il decreto, il DDL Zan, così poi cerchiamo la reclusione fino a 18 mesi per chi commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi commette violenza per gli stessi motivi, reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. Tutto questo l'opposizione dice praticamente, però c'era già una legge che tutelava e tutela i diritti dell'omosessuale e lei invece diceva no, non è così, bisogna inasprirla di più. Oppure qual è il passaggio che non si è trovato l'accordo perché questa legge andasse in porto? No, non si tratta di inasprire le pene, anche perché questa scheda non fa vedere che tutte queste pene possono essere scontate anche con tutte le pene alternative che oggi sono, cioè la messa alla prova. L'abbiamo riassunta. Sì, dunque non c'era, noi abbiamo semplicemente, volevamo estendere la legge Mancino, c'è una legge oggi che contrasta l'odio razziale e religioso, una legge degli anni 90, del 93, voluta dall'allora ministro Mancino, che punisce, diciamo, i crimini d'odio motivati da odio razziale e religioso. Questa legge esiste in tutti i paesi europei, perché? Perché quando io vengo picchiato, non per quello che faccio, perché magari litighiamo per un parcheggio e uno mi dà un pugno, ecco, quello è un futile motivo perché la lite era oggetto del parcheggio. I crimini d'odio sono molto più pesanti e molto più violenti perché il pugno io lo ricevo semplicemente perché sono gay. Non perché ho fatto qualcosa, ma semplicemente perché sono così, o perché ho un'etnia diversa dalla tua, o un credo religioso diverso dalla tua, o perché sono disabile, no? Molte persone con disabilità vengono picchiate semplicemente perché sono disabili. Allora, capisce che c'è una differenza tra delle violenze o delle aggressioni che sono gravissime sempre, ma fatte rispetto a dei futili motivi o perché invece tu vuoi colpire quella persona per la sua identità. Anche senza colpirlo, ma solo offendendolo io rischio, no? No, diciamo che l'offesa nessuno va. È chiaro che se tu ti tieni mano nella mano e ti picchiano a sangue perché sei non perché sei con il tuo compagno per strada, questo è un fatto di inciviltà che ripeto, però la legge non focalizzava tanto sulla parte penale, ma quanto sulla parte educativa, cioè sul fatto che. Sì, però l'opposizione non l'ha presa proprio così, l'ha guardata soprattutto più sotto l'aspetto penale, perché la discussione nasce lì. Sì, ma mi permetta direttore, era una discussione molto strumentale, perché se oggi esiste una legge contro i crimini d'odio in Italia per l'odio razziale e religioso, perché non estenderla anche alle altre fattispecie, anche ad esempio all'abilismo, cioè l'odio nei confronti delle persone disabili? Cioè, noi non abbiamo parlato solo di omotransfobia, questa legge include tutti i crimini d'odio, non solo quelli che riguardano le persone LGBT. Quindi questa legge non è passata. Questa legge non è passata perché in realtà c'è ancora molta omofobia, molto razzismo. E tutti i pretesti che sono stati fatti, anche perché alla Camera è stata approvata la legge, non dimentichiamolo, ed è stata frutto di lunghe mediazioni, anche con una parte della loro opposizione, cioè una parte di Forza Italia ha votato la legge alla Camera. Cosa è successo al Senato? Lo dobbiamo dire per franchezza. È cambiato il governo, dal governo Conte si è andato al governo Draghi, la maggioranza si è allargata alla Lega e a Forza Italia, a quel punto la Lega ha detto no, questa legge non deve passare perché noi siamo della maggioranza di governo, ed è successo al Senato quello che
quello che abbiamo visto. E io lo trovo gravissimo perché, ripeto, quell'applauso, quelle urla da stadio sono una ferita nei confronti delle tante persone che oggi vengono discriminate per la loro condizione. Si sente da come ne parla? È una ferita perché stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di storie... Secondo lei, Zan, rimediabile oppure no? Cioè quel passaggio che lei l'ha chiarito al Senato non è passata perché si è allargato il governo, per i motivi che ha già spiegato, è rimediabile dal suo punto di vista oppure rimarrà con questo governo che sicuramente non è molto simpatico sotto il livello ideologico al suo, che possa cambiare questa legge? Ma la vedo dura che con questa maggioranza che non è più di centrodestra ma è una maggioranza di destra, è il governo più a destra della storia della Repubblica, io credo francamente sarà difficile approvare una legge sui diritti civili. Però se non succederà adesso succederà fra 5 anni, cioè nel senso che prima o poi l'Italia sarà al passo degli altri paesi più avanzati. L'Italia è un grande paese, fondatore dell'Unione Europea, è la 7ª potenza economica al mondo, non può essere un paese che discrimina le persone e i suoi cittadini. Ecco perché secondo me prima o poi, non con questa maggioranza, con questo governo, perché abbiamo visto la Meloni quando è andata in Spagna, ha fatto quel discorso orribile contro le persone, razzista, omofobo, ecco questo io penso che sarà difficile con questa legislatura, però noi ci proviamo. Cioè nel senso che anche in queste condizioni noi abbiamo ripresentato la legge, la porteremo in Parlamento e se la bocceranno un'altra volta noi la ripresenteremo finché non verrà approvata, perché questo secondo me gli italiani lo vogliono e non meritano di vivere in un paese che discrimina le persone. O soprattutto un paese moderno lo vuole, insomma, diciamo più che gli italiani, un paese moderno è giusto così. Io sono stato, ma lei sicuramente avrà girato l'Europa, nei paesi del nord Europa, dico uno su tutti, l'Olanda, vai ad Amsterdam, le coppie siano di donne siano di uomini, si baciano per strada, camminano per strada, mano nella mano, non succede nulla. Poi ci sarà sempre il pazzo che ovviamente contesterà il comportamento di certe persone, però deve essere punito come giusto sia. Andiamo a vedere le grafiche, i dati delle discriminazioni, così abbiamo anche il 20% ha subito un'aggressione sul lavoro, il 46,5% ha subito calunnie o scherzi pesanti, il 45% ha subito offese di tipo sessuali, il 23% ha subito minacce verbali o scritte, il 5,3% ha subito un'aggressione fisica, il 16%, quasi 17 si è dovuto trasferire, addirittura quasi 70 evita di tenersi la mano in pubblico e il 20% ha subito una reazione negativa dai parti genitori. Questa grafica, che è una grafica ovviamente dell'Istat ed è una grafica veritiera, sono migliorati questi dati secondo lei, Zan, oppure siamo a questi livelli oppure sono anche peggiorati? Cioè, adesso non voglio andare singolarmente frase per frase, però sono abbastanza impegnativi tutti sotto questo punto di vista. Sì, guardi, allora è diciamo una statistica dell'anno scorso, perché io non penso che siano molto cambiati rispetto ad oggi. La cosa che fa più impressione è quel 68,2% che evita di tenersi mano nella mano in pubblico. Perché è impressionante, perché quando tu hai paura di esprimere, diciamo, i tuoi sentimenti, il tuo affetto, no? Tenendoti mano nella mano, significa che sai che vivi in una società il cui rischio di essere picchiato o di essere discriminato o di essere offeso per strada è molto elevato. Ecco perché... Oppure anche una vergogna, uno dice vengo preso... Sì, ma anche questo fa parte... però può essere anche... ma fa parte anche della... Io l'altro giorno ho visto 2 ragazzi che si tenevano per mano a Padova, diciamo, e mi ha fatto piacere perché ho detto loro vogliono esprimere il loro sentimento, il loro affetto senza nessuna vergogna e senza paura di essere aggrediti, però sono un caso su migliaia, cioè gli altri invece ancora devono nascondersi, ancora devono
far finta di niente, ancora devono stare nell'oblio perché hanno paura, anche nel mondo del lavoro, anche nel posto del lavoro, perché hanno paura di essere additati, di essere discriminati, e questo secondo me è una sconfitta per tutti, perché non stiamo parlando... quando delle persone non possono vivere la loro vita e i loro sentimenti alla luce del sole perché hanno paura e sono bloccati dalla paura, e questo secondo me è una sconfitta per tutti, perché vuol dire che tutte le persone, tutti i cittadini sono... Io non voglio farle la parte dello psicologo, però perché questo? Cioè, perché nasce questo? Io ho visto lei tantissimi anni fa ormai, e quando l'ho visto sapevo ovviamente della sua tendenza, di quello che è, però l'ho sempre visto con molto piacere, come una brava persona, anzi un bravo ragazzo, perché era molto giovane, cioè non mi sono mai, anche 20 anni fa, 22 anni fa, 30 anni fa, quando, no 30 anni fa, 22 anni fa, quando l'ho incontrato per la prima volta, non è che mi sia posto questa domanda: è un omosessuale, non lo è un eterosessuale, non gli do la mano, no, cioè, perché la gente ha questa preclusione nei confronti di chi si vuole bene dello stesso sesso? No, perché viviamo ancora in una società fondata sul patriarcato, no? E anche le donne subiscono discriminazione, no? Pensiamo, domani discuteremo alla Camera la legge, in questi giorni discuteremo alla Camera la legge sul femminicidio, perché ad esempio anche il femminicidio è un segnale molto allarmante, e le cronache purtroppo sono piene di questi casi, proprio perché diciamo, sin da quando si è piccoli non si cresce con un'educazione al rispetto, c'è ancora una forte prevaricazione, il bullismo è proprio il sintomo, no, di questo pregiudizio che viene instillato sin da quando siamo piccoli, e dunque quando molte persone crescono... praticamente viene dire da una cultura che ci viene data... Da una cultura che ad esempio vedeva fino a poco tempo fa la donna a casa a fare le calze e far da mangiare, e l'uomo che portava a casa lo stipendio. Oggi non è più così, però fortunatamente... Oggi succedono anche donne che ammazzano ma se lei guarda le statistiche, le statistiche dicono un'altra cosa, e vuol dire che noi viviamo in una società contemporanea, ma abbiamo ancora molto forti e molto radicati i pregiudizi di una società patriarcale, e questo provoca dei danni enormi, delle discriminazioni, delle violenze. Ecco che allora bisognerebbe insegnare sin da quando si è bambini la cultura del rispetto, della valorizzazione delle differenze. Se tu sei diverso da me non sei un problema, ma sei una ricchezza, e secondo me se noi partissimo da questo dato... chiedere da dove nasce questa... nasce da un pregiudizio millenario, direttore, sì, no? Che però è ancora molto forte nella nostra cultura. Senta, e dunque serve l'educazione, serve la formazione, e ci vuole, bisogna investire nell'educazione al rispetto, nei progetti che nelle scuole vanno ad insegnare che se c'è una persona disabile, se c'è un omosessuale, se c'è una persona di un colore della pelle diverso dal mio, merita esattamente il rispetto che meritano tutti. Senta Alessandro Zan, secondo lei, visto che nei paesi, più moderni, più civili, più giovani, definisca come vuole, sono un po' diversi da quello italiano, e magari la responsabilità è un po' perché qui abbiamo il Vaticano, abbiamo il Papa, abbiamo la Chiesa, può incidere? Ma non lo so, non mi pare che la Chiesa, diciamo, tra l'altro ultimamente pensiamo a Papa Francesco, no? Alla sua pastorale, che ha aperto proprio al dialogo e al rispetto nei confronti di tutte le persone, per cui io, diciamo, al di là della Chiesa, io penso che lo Stato, siccome è uno Stato laico, è il Parlamento e le istituzioni che devono... sì, ma intendo... Aveva molto più influenza la Chiesa sulla politica una volta, oggi molto meno. Mi scusi Alessandro Zan, il ragionamento che faceva, che tra la gente
il 68% non si danno la mano nella mano proprio per i motivi di essere aggrediti o verbalmente o fisicamente dalla gente. Se la gente cambia il pensiero su quel 68%, molto probabilmente quei ragazzi possono prendersi per mano. La domanda che le faccio dopo questa premessa è: la gente non cambia versione perché questo è un popolo cristiano e c'è il Vaticano? Lasci stare un attimo il Parlamento, che indubbiamente ha il suo peso fondamentale, però che poi si trasforma in Parlamento quello della gente, ma può incidere che qui c'è la Chiesa ha delle regole giuste, non giuste, io non voglio entrare nei meriti, che però possono condizionare la scelta delle persone su quello che accade su questi frangenti qua. Io penso non so se le ho posto bene la domanda. Io penso che la maggioranza dei cittadini siano assolutamente aperti e tolleranti e accoglienti nei confronti delle differenze, delle diversità. Ci sono poche persone malintenzionate. Io faccio cattivo, sono convinto, mi scusi se la interrompo maleducatamente, che il bigotto non è così. Quello che va in chiesa che fa davanti il bigotto non è così. C'è l'omosessuale ed è contro la strategia, la filosofia, metta quello che vuole, non strategia però ovviamente della Chiesa. Sì, c'è anche quello, però Alessandro Zan lo odio sì, per c'è questo. anche quello, ma la maggior parte delle persone non sono così. E lo vedo anche quotidianamente nel mio lavoro, tanti giovani. Oggi le nuove generazioni sono completamente diverse, sono molto più aperte rispetto alle vecchie generazioni. In effetti vanno meno a chiesa. E poi devo dire, ieri ero sui colli, diciamo, a mangiare in una trattoria e mi si è avvicinata invece una signora anziana che è venuta da me e mi ha detto: io sono dalla sua parte, mi raccomando, continui a lottare per i diritti delle persone. E questo è bellissimo perché ti dà... Bello e anche brutto però. No, ti dà l'idea... Vuol dire che c'è molta strada da fare. C'è molta strada da fare, però ti dà l'idea che la società è molto più avanti di quella che viene rappresentata invece dalla politica. E chi, diciamo, lo ripeto, per un dividendo elettorale, per un consenso elettorale, strizza l'occhio alla parte più arretrata, si pone fuori dalla storia, perché oggi la maggioranza dei cittadini e soprattutto dei giovani sta dalla parte dei diritti. Sempre meno persone sono diciamo sono omofobe, conferma ecco. Conferma quello che dico, in però effetti. quell'applauso al Senato che abbiamo visto prima legittima una stretta minoranza, certo, a compiere delle violenze. Però conferma che quello che le ho detto, che proprio per il motivo che molti giovani ovviamente stanno cambiando la mentalità dell'essere umano, proprio perché sta cambiando il mondo, proprio quei giovani non vanno più in chiesa, e quindi aveva un suo fondamento il ragionamento che le facevo prima, perché proprio i giovani oggi, non dico che disertano la Chiesa, però non la frequentano come la frequentavamo noi perché eravamo educati di frequentarla. Oggi i giovani proprio non ci vanno. Sì, però ci sono tanti modi di fare del bene al prossimo. Io vedo tanti giovani che si battono per l'ambiente, per i diritti delle persone, fanno molto volontariato. Il volontariato, ad esempio, in Veneto è una realtà molto radicata, e ci sono tantissimi giovani che fanno del volontariato, per cui io penso che quando si dice i giovani non sono interessati alla politica, i giovani non sono interessati, non è vero. Cioè, io incontro tantissime persone giovani che invece hanno a cuore l'ambiente, hanno a cuore la società, hanno a cuore la difesa degli ultimi, e penso che questo sia un buon... una buona speranza per il futuro. Sono perfettamente d'accordo con lei. Io avevo aggiunto solo che quei giovani, perché avevo iniziato il ragionamento sotto l'aspetto che qui in Italia c'è il Vaticano, c'è la Chiesa che incide in maniera importante sotto l'aspetto politico, sociale, culturale e tant'altro, quel giovane non frequenta più la Chiesa come la frequentava una volta, e molto probabilmente il mondo sta cambiando anche per questo motivo, e quindi l'amore nei confronti, che non dovrebbe essere mai messo in dubbio, fra ovviamente gente di altro genere, non dovrebbe essere intaccato, mentre una volta
la Chiesa lo intaccava tutto qui. Era sì, anche se a Padova c'è una bellissima esperienza ad esempio di una comunità LGBT, gay, lesbica, che come dire, frequenta la diocesi e che ha avuto anche molti incontri con il vescovo, per cui è cambiato anche dentro la certo, Chiesa. beh, sì, sicuramente sì. Andiamo alla pubblicità, poi ho tante cose da chiedere tra poco.